Piccole e medie imprese, denaro, crisi e politici senza scrupoli sono gli ingredienti che spingono a far temere che anche in Veneto possa sbarcare la criminalità organizzata, come emerge da un incontro tra forze dell'ordine, amministratori, semplici cittadini e magistrati del veneziano. Mafia, camorra, 'ndrangheta non importa, dato per scontato che la mala del Brenta sia ormai fuori gioco. Criminalità organizzata che viene anche dall'estero, con le comunità cinesi, albanesi e ora bulgare, sotto osservazione da parte del Rosso dei Carabinieri, che cerca di individuare eventuali soggetti con velleità criminali, ma non meno pericolosi sono politici e amministratori corrotti. Io vorrei che ci preoccupassimo di qualsiasi organizzazione criminale, sia quelle mafiose ma anche quelle non mafiose, perché un'organizzazione criminale che controlla gli appalti, che sia composta da politici e amministratori pubblici, è pericolosa uguale come quella mafiosa, non spara, non uccide, però il controllo degli appalti ce l'ha lo stesso. La mafia, come ha fatto in altre regioni d'Italia, punta soprattutto al settore turistico, al ciclo del cemento e dei rifiuti, per investire capitali ingenti. Le mafie dispongono di grande liquidità di capitali, possono comprare fette intere dell'economia, del sistema delle imprese e ormai è talmente chiaro, non solo dalle indagini della magistratura, ma per le conoscenze che abbiamo, che non ci sono territori che sono preclusi all'inquinamento e all'infiltrazione delle mafie. Anche qui in Veneto, quando arrivano i capitali mafiosi, non bisogna avere l'illusione di pensare che non arrivino anche i mafiosi. Altra voce che fa paura è quella dell'usura, il primo passo prima che gli imprenditori perdano la proprietà delle loro aziende a favore della criminalità organizzata, e il Veneto rischia più di tutte le regioni, anche della Lombardia. Più a rischio il modello che abbiamo chiamato modello nord-est, cioè un sistema di piccole e medie imprese fortemente colpito dalla crisi, con un rapporto tra imprese e banche che spinge oggettivamente gli imprenditori, i commercianti nelle mani degli usurai, e quando c'è usura c'è il riciclaggio di soldi mafiosi. Quanto ai sindaci, hanno il compito di fare informazione nei loro territori, tra gli adulti ma soprattutto tra le giovani generazioni. Parlarne come educatori e promotori e facilitatori, perché qui abbiamo anche la presenza di dirigenti scolastici che quindi sono coloro che poi ne parlano alle giovani generazioni e che devono diffondere questo messaggio.